chiamo Valeria Antico e sono l'insegnante di lingua italiana delle classi prima e quinta della scuola primaria Alietti di Cossato. Quest'anno è il secondo anno che le mie classi aderiscono al progetto sulla migrazione legato al Museo della Migrazione di Pettinengo. Già l'anno scorso la quinta attuale, che era la quarta, aveva ascoltato le interviste fatte ai compagni di quinta ed era rimasta affascinata ed interessata al progetto, per cui quest'anno, quando abbiamo riproposto lo stesso progetto, c'è stata un'adesione massiccia ed entusiastica al progetto stesso. Abbiamo avuto più nonni e più genitori che sono intervenuti. Noi siamo una scuola che non usa il libro di testo, per cui non abbiamo libro di lettura né sussidiario, abbiamo molti tipi di libri. Questo è un nuovo tipo di libro, abbiamo avuto un'apertura verso un nuovo tipo di libro che è un libro, possiamo dire, immateriale, nel senso che le esperienze dei nonni, ciò che raccontano e ciò che vivono sono diventate patrimonio dei bambini e questo è stato molto importante perché i bambini hanno potuto sentire ed apprezzare storie dei nonni che non avevano mai sentito e mai apprezzato. Il progetto quest'anno si è arricchito maggiormente perché abbiamo intervistato anche parenti e bambini che provengono da paesi stranieri. Quello che è emerso è che non c'è differenza né tra questi bambini né tra regioni varie italiane, ma c'è diversità e i bambini hanno colto la ricchezza di questa diversità. Sono Pelombai Luciano e sono emigrato dall'Albania 20 anni fa. Mi chiamo Tosi Giovanni, sono veneto di Rovigo, nato a Cavello, provincia di Rovigo. Sono venuto a Biella nel 1953. Nel 1951 c'è stata la famosa alluvione, 135.000 sfolati, 5 metri d'acqua in casa, i terreni non facevano più niente perché erano sporchi di acqua e tutto, in fango e cose. E allora sono partito per via di altri paesani che erano qua, sono venuto a Biella. Io sono Rizzi Anna Maria e sono nata a Tripoli in Libia il 26 settembre del 1956. I miei genitori erano andati da ragazzini, mio papà più precisamente nel 1934 a 9 anni. Sono partito da un porto in una nave, nascosti come quelli che vengono anche adesso. E siamo sbarcati a Porto di Bari, però siamo rimasti lì 2 giorni perché avevano paura neanche di far scendere dalla nave. E sono venuto con la mia valigia di cartone a 19 anni. Ed era il primo vestito che mi sono fatto. In valigia abbiamo messo la cosa più necessaria via, perché non potevamo portare via un camion. Gheddafi aveva già preso potere, i primi a venire via sono stati i miei nonni, dopo di loro siamo venuti noi e la mia mamma, tanto eravamo controllati nella partenza, era riuscita a nascondere qualche sterlina dentro alla carta dove si faceva sul gomitolo di lana, perché non ci facevano portare via niente, solo quello che avevamo e pochi abiti. Il comune di Cossato ci è stato affidato come posto di arrivo, al comune ci hanno dato una casa che era a Castellazzo e lì abbiamo vissuto per 5 anni. Ricordo un viaggio lunghissimo, avevo 3-4 anni, in treno, siamo arrivati a Coggiola e lì finivano i mezzi di trasporto. Mio papà aveva trovato una casa a Laviera, che è un paesino in montagna, quindi ci incamminiamo, c'era mia mamma, mie sorelle, mie 2 sorelle, mia zia, e vai, in salita, e vai.
sudore, e mia sorella più grandicella incominciava a dire: ma quando arriviamo in questa montagna? E quando arriviamo in questa montagna? Perché si immaginava che a un certo punto ci fosse stata una porta dalla quale si entrava in montagna, no? E mia mamma diceva: ma siamo già in montagna, non vedi che fatica che facciamo? I miei genitori sono arrivati nel 1940. Il lavoro non c'era, così hanno dovuto venire nel Biellese. Le ditte qui nel Biellese partivano con dei pullman, andavano a raccogliere ragazzi giovani per poterle portare qui a lavorare. Come è nata un po' la storia dei Veneti qui in Piemonte? In Veneto c'era una miseria bestiale. Non c'era da mangiare, non c'era niente. Non c'era l'acqua in casa. Quando si andava a pascolare le mucche, mi diceva mia madre, si prendeva l'acqua dalle pozzanghere che faceva col piede la mucca per bere. E qui hanno migliorato un po' perché si lavorava, avevano 4 soldi. Ma ho colpito del Biellese che c'era tanto lavoro, vedete, tutto al mattino. Forse da noi facevano tutti la giornata, quel poco lavoro che c'era. Qui invece c'erano i turni. Colpito le sirene al mattino che suonavano, tutta sta gente che andava a lavorare, ecco, essendo turni in continuo. Il primo motivo che sono emigrato qua era la povertà perché eravamo oltre il confine di quella povertà. Lui e l'altro che è più grande, io racconto qualcosa a loro, però non ci credono per niente, dicono ma sì, ma dai, ma no. Per loro è una favola raccontata così. E quando siamo arrivati in Italia mi ricordo sempre la mia mamma mi ha detto che abbiamo pianto un mese perché noi non eravamo abituati a portare le scarpe, perché noi eravamo abituati a stare al caldo e quando siamo arrivati qui erano i primi di maggio e nevicava e noi non sapevamo cos'era la neve. Subito, dire il giusto, i veneti non sono proprio stati ben accettati. Mi ricordo solo una cosa, che quando si sposava uno di qua, dei nostri, di noi qui piemontesi, la prima parola che dicevano i nonni, ma asqui alle un da lui, asqui alle un da lui, dicevano. E quando dicevano no, è un veneto, un meridionale, subito facevano un po', e poi dopo si sono abituati. La mia sposa è di Vallanzengo, con mia moglie diceva ma come pianiamo Paduan, Ferrero è qui mia moglie. Invece poi l'ho presa, lei ha cercato me, ci siamo trovati bene tutte e due, i miei suoceri non so, ma penso di sì. E 50 anni quest'anno siamo sposati. Prima di iniziare a lavorare in azienda, io per un paio d'anni, quando ero ancora studente universitario, ho fatto l'insegnante, perché in quegli anni là, al contrario di adesso, c'erano pochi insegnanti e prendevano anche gli studenti universitari. La mia prima esperienza è stata a Valle San Nicolao, all'epoca c'era ancora la preside Lozia, un'anima che mi aveva preso e mi aveva messo lì. E io sono arrivato a San Nicolao, primo anno che avevano aperto c'era la prima media, avevo una quindicina di bambini, non uno che parlasse italiano. Diciamo che io ero già abbastanza abituato alle lingue straniere perché da dove arrivavo là noi avevamo già tanti turisti, tedeschi, austriaci, anche cominciavano i francesi, gli inglesi, quindi però era davvero un passo come trovarsi all'estero, no? Tu non ti potevi spostare, andare in giro. Vuoi perché non sapevi neanche parlare, poi eri piccolino. Noi parlavamo sempre bresciano perché i miei arrivano da Brescia, logicamente parlavamo il bresciano e non capivamo niente di quello che dicevano in giro. La lingua, proprio che io non capisco niente. Io ho paura a uscire perché cosa devo dire? Magari devo andare in una bar, io non capisco niente. Mi manca la lingua che parlo io, che così parla liberamente. Se io uscivo con i ragazzini e parlavo in italiano, mi dicevano guarda, c'ho là, parla italiano, no? E sembrava che volessi tenermi su, farmi vedere. Allora, tempo massimo 0, via col piemontese. Invece mia mamma ha avuto più difficoltà. Per lei questo piemontese era proprio osti, quando usciva con noi e le altre donne, ma che belle, tre belle matte, ma che belle tre le matte.
un po' oh ragazzi, va che mie figlie non sono matte, non usciamo dal manicomio, Ma no, Maurizio di che ero belle matte, perché anche lì l'italiano era una cosa assolutamente... Nel mio negozio gli emigranti veneti e meridionali compravano tante cose per lavorare, insomma, la cazzola, il martello, perché tanti lavoravano a casa anche, hanno fatto la casa, hanno fatto tutto e venivano a comprare il necessario per andare avanti. Tutti i veneti, la principale mira che avevano è farsi la casa. Allora, tra fratelli si aiutavano, facevano la casa, nel 57 l'ho fatta anch'io, i miei amici andavano a vedere il cinema a Valle Mosso, io invece facevo il manuale con mio padre e si intonacava di notte con la candela. La candela, gli impianti si facevano molto piccoli perché sennò bisognava aumentare gli spessori dei materiali, i materiali costavano. Mio papà arrivava a casa e non chiedeva come va la scuola, ma ha mangiato la mucca. La casa era fatta con grandi sacrifici, era fatta un pezzo per volta, quindi si prendeva il muratore, si faceva la stanza, poi se ne faceva un'altra, una volta abbiamo fatto il tetto, un'altra volta l'abbiamo rifatto perché si è allungata di 2 stanze e quindi un po' per volta sono diventate 4 stanze, ma proprio squadrate, non con una linea d'architetto o cose del genere. Noi torniamo spesso, abitualmente, a posto, diciamo, al luogo di origine ed è l'occasione per rifare e ritrovare tante cose anche vecchie, no? Si parlava, non so, del cibo, degli alimenti. Noi abbiamo una ricetta per il ragù romagnolo che è di mia mamma. Mio figlio, quello più giovane, lo zio, proprio l'ha codificata, scritta, messa giù ed è un testo sacro. Il ragù da noi si fa in quel modo lì. Quando ci trovavamo, io ricordo ben volentieri i cibi che faceva la mia nonna, no? Faceva, ad esempio, in questo periodo le frittelle, le chiamavano le fritole loro. Le marche sono sempre le marche, nostalgia c'è, però avendo parenti, avendo cugini, avendo tutto, una volta all'anno sempre, a volte anche 2, si torna... Ecco, una cosa che mi hanno sempre tramandato, loro ritornavano nel paese di origine ogni tanto a trovare perché c'erano ancora dei parenti, però la famiglia era qui, era unita e dove c'è la famiglia si crea poi il mondo, si crea il lavoro, si creano tutte le conoscenze. Ecco. E io ricordo che quando arrivavi verso la Franciacorta, vedevi le montagne, lei si sentiva di ritornare a casa. Aveva lasciato là una sorella, i genitori erano mancati prima, lei doveva tornare al paese e questa cosa è rimasta anche a me. Anch'io ogni tanto devo ritornare in questi posti. Non ritornerei mai più in Sicilia, anche se comunque la terra, le origini, la famiglia ti manca, però dall'altra parte penso che portare giù le mie figlie a vivere la stessa realtà in cui sono cresciuta io, assolutamente no. E all'inizio non è stato molto semplice perché purtroppo quando ti trasferisci le tue abitudini, le tue usanze te le porti dietro. Qui il mondo andava avanti ma per noi era rimasto un po' fermo. Tante cosette le hanno mantenute così come erano là e un po' per volta quando crescendo ci siamo evoluti anche noi come tutto il posto dove vivevamo. Sono qui e sono contenta di essere in Piemonte, però la nostalgia del paese della mia mamma ce l'ho ancora. Delle Filippine mi manca di più la mia famiglia, i sorelli, perché c'è ancora lì. E ovviamente anche gli amici, perché qui non c'è tanto. Quando vado in Calabria mi fa piacere, però quando passa un mese io sento la mancanza di ritornare, perché mi sono poi ambientato qua. Sei straniero, ti notano subito, sono cittadino però rimani sempre straniero. E noi siamo venuti dall'altra parte
qua siamo stranieri ancora, andiamo là, ti vedono come straniero, siamo diventati proprio come i zingari, né qua né là. È fondamentale conoscere e non perdere le proprie radici. Come quando io studiavo ci hanno insegnato la storia, le origini, voglio dire, da dove siamo arrivati, no? Però è anche importante, secondo me, riuscire ad aprirsi ed evolvere verso una visione più ampia, più comprensiva. Io mi chiamo Sofia Iklan e oggi racconterò di mio padre, Iklan Driss. È immigrato nel 1998 perché lui credeva di avere una vita migliore di quella che aveva. Io mi chiamo Zeus Oliver De Castro. Oggi vi racconterò la storia di mio padre, nato nella provincia di Batangas, nelle Filippine, in un piccolo paese chiamato San Pasquale. Mi chiamo Riccardo Ramelli e oggi parlerò dei miei nonni materni. Sono emigrati dal Veneto fino ad arrivare in Piemonte. Non sono voluti venire a testimoniare perché ogni volta che ne parlano gli viene tanto da piangere. Quando abbiamo oltrepassato il confine tra Campania e Lazio, che c'era proprio il cartello con scritto Campania e Lazio, perché io ero abituata a vedere sempre Catania, Messina, Messina, Catania, e allora questo un po' mi ha sorpreso. Mio nonno è emigrato per colpa dell'alluvione del Polesine che gli ha distrutto la casa. Prima è emigrato in Abruzzo con il treno, poi a Ivrea e a Biella, sempre con il treno. Mia nonna si ricorda del viaggio che è andata in camion con i suoi fratelli. Li hanno fermati i carabinieri per fare un controllo, ma loro non avevano i documenti e quindi tutti sono andati nel cassone per nascondersi, così non li arrestavano. I miei nonni, quando sono arrivati gli emigrati in Piemonte, erano ancora piccoli, però i loro nonni non li hanno presi di buon occhio perché pensavano, cioè non li vedevano persone come loro. La nonna con il nonno Pix perché non poteva fidanzarsi perché lui era e poi era piemontese, la nonna era veneta. Per il clima mio nonno ha faticato perché visto che abitava in Calabria ha fatto difficoltà perché era abituato al clima caldo, invece lui ha dovuto dormire senza riscaldamento con il clima freddo. I miei nonni degli immigrati in Piemonte li hanno accolti e li hanno fatti sentire a casa. Mio nonno non ha avuto grandi problemi di inserimento, l'unico piccolo problema che ha avuto è stato la lingua, il piemontese, che non capiva molto. Mia nonna parlava bresciano anche con le sue figlie. Non si è inserita molto bene a causa della lingua perché non capiva proprio niente del piemontese. Mio nonno ha trovato una grande differenza nel cibo, che è il pesce, perché in Emilia-Romagna mangiavano principalmente il pesce e quindi qua non l'ha più potuto mangiare, ma è andato avanti a mangiare il ragù, le lasagne. Quando la nonna era in Veneto mangiava polenta, latte, pane e uova. E alcuni piatti tipici erano ad esempio risi e bisi, la pinza, le sarde in saor. A mia nonna gli mancava un sacco il suo paese perché lì aveva gli amici, quindi lasciarli gli ha causato tristezza. Dell'Albania mi mancano certe cose, ad esempio il mare, perché noi abitiamo vicino al mare, ed anche che lì ci sono i miei parenti, la metà della mia famiglia abita lì e diciamo anche la famiglia mi fa, diciamo, pensare, cavolo,
vorrei ritornare indietro però. A me piacerebbe molto andare in Libia per fare la stessa cosa che ha fatto mia nonna e anche per vedere com'è fatta. È proprio solo vivere qui, avere gli amici qui che mi fa sentire piemontese. Il carattere mi fa sentire sicula. Tutti dicono che assomiglio molto a mia zia, che è la mia madrina di battesimo. Infatti un altro detto è: dai pipini si pigliano i vini, dalle madrine si prendono le vene. Io mi sento un po' friulana, un po' campana, perché quando vado da mia nonna cerco di parlare del friulano e cerco anche di capirlo. So una filastrocca e anche una ricetta. La filastrocca è: de piccini in calare, buttava il culut per tiare, levava le cusine, scovava le mattine, empiava le stut, ma c'è brave che femminut. Se tu non emigri in tempo, quando hai l'occasione, potresti o morire di fame o essere dimenticato dalla comunità, che non conti più niente nella comunità, nel senso. Io penso che la migrazione sia un passaggio molto doloroso perché lasci tutto, però poi sei anche contento. Io penso che la migrazione, tipo quando si lascia una tua regione d'origine, è come un albero che muore e tutti hanno un seme per ripiantare l'albero e quindi per far crescere un nuovo albero. Io diciamo che mi sento tipo quando vado in Emilia Romagna dico: oh, questo è il mio paese. Io penso che la migrazione sia bella da una parte perché ti dà il permesso di poter cambiare vita, di avere un futuro migliore, mentre dall'altra parte è brutta perché si lasciano le origini, la propria terra.